Ehi, sembri piuttosto incazzato. Incazzatissimo, scusami. Senti, ma che diavolo succede? Ma come, non lo sai? Mi chiedo cosa faccio ancora qui, perché sento che non c'entro un cazzo. Mi chiedo cosa faccio ancora qui, perché sento che non c'entro un cazzo. Mi chiedo cosa faccio ancora qui, perché sento che non c'entro un cazzo. Cerco risposta fra le pagine di un diario, domani strappo un'altra pagina dal calendario. Me ne vado. L'ho detto almeno un centinaio di volte. Sto ancora dentro a questo brutto guaio di notte. Non dormo più come una volta, faccia stravolta e sbatto le porte. Me ne sbatto della morte. Cerco di non pensare a tutto il fumo e lo stress che ho nelle orte. Non resto alla corte di nessun re. Io qui non c'ho più un cazzo che mi tiene a parte gente come me. E li conto sulle dita di una mano. Persone con talento da cui sento mi vergogno di essere italiano. Gente che c'ha un sogno e vuole stringerlo in mano. Che non è un robot ma ancora un essere umano. Io ti vedo sul divano ad ascoltare chi ti fa promesse in vano, rincoglionirti come l'erba di Lugano. Vedo mia madre e mio padre, una vita a lavorare come schiavi chiusi in casa ad aspettare momenti migliori che non arriveranno mai, perché qui non sa fare niente piazza affari come il Rai. Lo sai o no che ti stanno inculando e le cose non si cambiano con il telecomando in un paese che pian piano sta affondando, coi problemi sotto il naso e nessuno li sta affrontando. E non faccio l'università perché papà non mi dà 20.000 euro e non mi raccomandano. Mi chiedo cosa faccio ancora qui, perché sento che non c'entro un cazzo. Mi chiedo cosa faccio ancora qui, perché sento che non c'entro un cazzo. Mi chiedo cosa faccio ancora qui, perché sento che non c'entro un cazzo. Cerco risposta fra le pagine di un diario e domani strappo un'altra pagina dal calendario. Sono un fallito se faccio l'artista, è un cazzo di figo se facessi il tronista. Avrei più cash, anche più figa, amo dei valori ed amo la vita, scelto di esserne cronista per dare voce a tutti quelli che non ne hanno, perché ogni giorno è uguale da Pasqua a Capodanno. Per ogni persona che anche se tutto non funziona, ancora un cuore puro che pulsa, che si emoziona. Per chi ragiona e respira, che in mezzo allo smog e sprigiona energia positiva. Non ho bisogno di una sensitiva, il mio destino me lo costruisco a pugni anche se sanguino ad ogni gengiva. Non uso Valium ma sativa per rilassarmi mentre aspetto il giorno X con la mia comitiva. E se niente nessuno ti motiva, smetti di essere un vagone e diventa locomotiva. Non guardo più in faccia a nessuno, ogni stronzo lo frantumo, poi lo brucio come il fumo quando sdrumo. Sono io, la mia droga senza taglio che raffina, che non si svende all'angolo, un diavolo che si affina. Stacco la spina, evito il cortocircuito, alzo gli occhi verso un cielo plumbeo che non mi dà più responsi ma solo più dubbi che sento pulsare nei polsi in sti giorni, che si consumano come l'incenso, come sti maledetti soldi che non bastano e saziano mai. E per questo c'è gente che ammazza, lo sai. Ho un altro viaggio in testa che condivido solo con chi mi capisce, non con chi contesta. È un flusso continuo che non si arresta, mo' i piedi di cemento sopra un pavimento fatto in cartapesta. Fure, bocca amara, sono Moletti, è un po' che non ci si sente. Ma così bella per il tuo nuovo lavoro, Mole Red Army, Nero Viaggiatore. Again. Yo, questo è Mr. Man per Fure Boccamara, l'MC multimediale, multicanale, multicarnale, Fure Boccamara a.k.a. Furia Orale, a.k.a. Ciao, sono Matteo, a.k.a. Share Ship, speciale per i feticisti del vero rap. One, love.